Sono il caffè al cookie buono, mai provato prima, effettivamente molto simpatico. Allora, la chat dovrebbe essere attiva. Ok, datemi un attimo solo che setto tutto. Ok, tutto a posto, qui tutto a posto. Un attimo che mi organizzo al meglio così non abbiamo problemi. Allora, qui ogni tanto vedo a che punto è il programma. Ok, ci siamo. Allora, perdonatemi. Ok, così qua sta bene. Questo si chiude. No, si chiude nel senso si nasconde. Così almeno abbiamo la chat qui. Ok, allora. Ora, noi prima abbiamo staccato qui e c'era la missione. C'era un attimo la missioncina da fare, ce la facciamo. Allora, togliamoci questa qua dal mezzo. Sta pure piovendo, ma non dovremo metterci tantissimo. Tenda resistenti alla cronopioggia. Microfono acceso? Sì. La patria degli stronzi? Sem, con calma. Sem, aspetta. Aspetta che qui ci possono stare i problemi, aspetta. Questi 4 pezzi. Ok. Allora, mo qui bisogna andare un attimino piano. Allora. Silverback. C'è qualche arma tu qui? No. Però possiamo costruire qualcosa. Allora. Uccellino d'assalto. E 2 di questi per sicurezza. Allora, uno è qui. State solo attenti a qualche entità. Un altro è lì. Poi, grazie mille per gli auguri. Grazie mille. Grazie mille, buona giornata anche a te. Io intanto continuo a cercare tende che non trovo e c'è la cronopioggia. Dai, non fatemi rovinare i festeggiamenti perché c'è... Oh cazzo, aspetta. Un attimino qui ci vogliono le maniere forti. Ok, con calma e tranquillità si affronta tutto. A posto. Ottimo così. No, dai, ecco, madonna mia. Dicevo io che il nickname mi ricordava qualcosa. Cioè almeno magari si è capito la scelta che ho preso tranquillamente. Allora,
vediamo un attimo, vediamo un attimo. Aspetta, a questo punto, visto che sono una persona gentile, vado a... Allora... Allora, ecco qua. Allora, un attimo che mi faccio un check. Ok. Così sotto continuo a lavorare e si va avanti. Allora, io devo sempre trovare le tende. Ok, uno è lì. Questo per il comandante solitario conviene prendercelo, almeno lo portiamo avanti. Ci conviene un attimo però disporre il carico. Penso che lo portiamo già al quinto livello, però almeno su punti risparmiati. Allora, tenda ne abbiamo due, quindi ce ne restano effettivamente due. Uno è lì sopra e l'altro è di là. Ok, ok. Ok, entità non ci sono, ottimo. Allora, spray non ne ho. Mi devo ricordare di farmi un attimino qualche spray per sicurezza. Ma di qua. Sam. Problema. Soluzione. Soluzione, si spara. Carico rovinato, merda. No, torna presto indietro. Allora, no, puccia. Qualcosa di grosso qui. Ok, almeno giusto in tempo. Allora, l'unica cosa che possiamo fare è andarcene qui sotto la tettoia, cercare di riparare per quanto possibile sti pacchi e tornarcene subito dal comandante solitario. Sam lo porti a mano, mi dispiace. Allora, facciamo una bella riparazione totale ai pacchi per quanto possibile. Ok, allora, il comandante solitario. Ok, non mi devi risalire di qua, ma potrebbe esserci ancora qualche entità. Allora, c'è qualche entità qui in giro. Mi ha visto, ma io non la vedo, la voglio anche sparare. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Allora, vediamo un attimo arma.
Cioè, perché l'ho sentita. Sam, non mi sembra il momento di cadere, Sam. Sam Porter Bridges. Eccoti qua. Ecco dov'è. Muori. Ok. Addirittura zona ripulita, li abbiamo fatti fuori tutti. Ottimo così. Almeno così non cacate il cazzo. Allora. Sam, corri. Vai Sam. Ok, dobbiamo tornare presto alla base di là. Dai, dai. No, Sam, attento. Ecco. No, Sam, attenzione. Dai, poi le completiamo al grado massimo, però almeno queste le dobbiamo un attimino portare. Allora, magari riusciamo ad arrivare di qua. Ok. Vai Sam. Dai che c'è il furgone e torniamo meglio dopo. Allora. Allora, questo se lo dovrebbe prendere in automatico da sotto. Quindi almeno tutte e due le missioni completate. Che altro, questo è pacchettino aggiunto, però comunque su punti magari lo portassimo già a 5, non dobbiamo arrivare più qua. Però ci dà un pit stop facendoci entrare, forse. Visto la zona nuova che volevo esplorare, sarebbe un ottimo punto. Noi dobbiamo portare qualche altro pacco dopo. Che nonostante i danni è andata bene, ok. È ufficialmente il primo rifugio in cui sono riuscito ad arrivare a 5 stelle. Fucile da cecchino, tranquillante, ok, quindi anche silenziato. Il primo era buono, solo che non era silenziato, quindi un bordello. Toppa 26, puntino esclamativo. Riposo in questa struttura, più 15 al firmware, più larghezza di banda, più materiale. Ok, mi dai la prima stellina? Dai, dammi la prima stellina. Dai, dammi la stellina. Dammi stellina. I look forward to seeing what great things you'll accomplish in the future. And if you ever happen to be passing through, feel free to stop here and rest your weary bones for a spell. You'll always be welcome, Sam. I mean it. Allora, questa è un'ottima cosa. Non ci conviene riposare adesso, ma ci conviene a sto punto. Noi abbiamo come obiettivo quello di tornare alla miniera sbloccata prima nella zona nuova e costruire la funivia verso l'altra zona dove possiamo collegarci. Quindi altre quest, altre cose, altre missioni e quant'altro. Il che non è affatto male. Allora, vediamo un attimino. Tu qui cos'hai che ci puoi dare? Osservatorio sì. Osservatorio sì. Prendiamo anche uno spray, perché no? Perché speciali no, a noi serve ceramica. Allora, carica sul fuoristrada questo. Poi da quello che abbiamo addosso e nell'armadietto privato ok, questi qua anche li mettiamo nel fuoristrada, almeno siamo noi più leggeri e possiamo un attimino tornare indietro.
Ma il problema è rifare la strada indietro, perché noi dobbiamo arrivare noi in linea d'aria dobbiamo arrivare prima qui. Vediamo se riusciamo ad andare diritto per di qua. Mi ha dato la stellina però alla fine come nel primo, strano. Ma non ci ho fatto caso mentre parlavo, però con calma, Sam piano piano. Con calma. No dai, mo le ho affrontate. Mo le ho menate le entità, perché? Perché? Vabbè, va bene. Io giro alla larga di qua e vaffanculo, fa niente. Allora, non è stato un bel suono, solo che io non la vedo. No, o ci appare qualcosa all'improvviso davanti e fa bu. Oppure noi ci togliamo dalle scatole. Andiamo in tutta tranquillità di qua, piano piano. Ehi, ehi. Tutto super piano. No, Sam, questo è un attimo. Va bene, lo accetto. Dice che è qui vicino. Dice che è qui vicino. No, Sam, tira prima l'arma e poi ricarica. Dice che è qua. Eccola là. Vieni addosso. Vieni. Zona ripulita, va bene così. Allora, almeno possiamo vedere già un attimino più tranquilli. Noi dovremmo scendere. Allora, di qua, aspetta, scendo. Se qualcuno ha lasciato qualcosa qua dentro. Va benissimo. No e no. Io direi che torniamo indietro. Fermo. Allora. No, Sam, con calma. Non devi prendere, devi posare. Quindi metti questo. Metti anche quest'altro. Bravo Sam. Vedi che quando vuoi sei proprio bravo. E intanto sta piovendo anche più forte. È rimasto un pacchetto qua però. No, Sam, questa scena già l'abbiamo fatta prima. Non fa ridere. Vediamo se riusciamo a scendere un attimino di qua. Ok. Piano, piano. Piano, Sam, con calma.
troppo ripida sta discesa. Ok. Piano. Ok, allora. Qua ci sono cose che ci hanno dato. Oh, salve ragazzi! Thank you, Kyle. Salve ragazzi! Allora ragazzi, dobbiamo consegnare qualcosa anche noi. Ne abbiamo ancora da fare, che mo dobbiamo spingerci fino alla zona indietro. Il prossimo pit stop lo possiamo fare solo a Knot City. Ok, metà stella, ottimo. Allora, vediamo un po'. C'è qualche missioncina? Niente. Questo non è un problema portarlo. E quando ci troviamo lì comunque qualche pacco alto cerchiamo di portarli. A questo punto osservatorio e viaggiamo tutta la giornata di nuovo. Allora, lo metti qua, tanto solo un pacchettino, non ci sono problemi, ma lo posiamo pure. Allora, no, ho preso botta, porca la miseria. Dai, ci sono andato addosso pianissimo però. Ci sono troppo lì. Aspetta, vedete se per caso riusciamo. Facciamo così, poi vediamo di rifarle, tanto comunque di qua dobbiamo passare, allora. Facciamo fare un po' di sistemazio da qua. Thanks for the help. Man, this one's for you. Ok, sistemato un pochino di cose, vediamo un attimino di consegnare qua e vediamo com'è la situazione. Allora, tanto l'obiettivo primario è uno. Mi sono arrivati. Oh, mi sono arrivati gli auguri dal gioco, finalmente. Allora. Allora, vediamo un po'. Tu beccati tutta sta roba qua e comunque sono punti, anche se non per intero. Oh, hey, it's you. Always looking out for us. We'd already written this off as well. Ok, 526 punti. Well, we both got what. Let's get at it, huh? Ok. Allora, qui c'è qualcosa che possiamo fare? No, però... No. Ok, non abbiamo più niente, quindi possiamo tornare benissimamente alla città.
però viaggiando, non con teletrasporto, perché sennò si semplifica troppo il tutto. Facciamo una bella passeggiata fino a là. I'm Sam. I'm a wonderful friend. Anybody out there? Allora, altri pacchettini e varie Thanks for the help. non ne abbiamo, quindi ora possiamo rifarci tutta la zona nostra. This one's for you. Allora, aspetta, questo lo possiamo... Aglia! Questo lo possiamo prendere e lo mettiamo lì, così magari qualcuno lo può portare e si prende punti senza andare ad esplorare in giro. Okay. Allora, ce n'era uno per West Knot qui. Da queste parti qui. Eccolo là. Analizzatore dei parametri vitali. Questo prendilo velocemente. Ok, almeno così in base puoi anche un pochino riposare e poi ci facciamo tutta la gita verso la zona nuova. Allora, dobbiamo tagliare nel mezzo se possibile, perché poi qui sul catrame rallenta un pochino. Allora, da qui riposo, il carico già ce l'abbiamo, ci facciamo comunque un controllo e tutto, ma penso che possiamo già fare la peppa, tutto il piano nuovo. Allora, innanzitutto consegniamo qui tutto il consegnabile e siamo un attimino a posto. Welcome. It's a pleasure to have you with us. Allow me to review the order data. Ok, grazie Conditions not mille. too bad, I'd Vabbè, say. un po' di We danni, appreciate però your poi ce le portiamo tutti a essere tranquillamente. Questo solo per fare punti e per andare avanti. Stuff, did you? Poi poco prima del finale, super giro e ci potenziamo tutto al massimo. Allora. Thank you for your help. We hope you'll visit us again soon. Order completed. Well done. Allora, aggiustiamoci prima la situazione qua. Questa è quella di storia e la dobbiamo ottenere così. Questa, al limite, nel giro successivo ce la andiamo un attimo a fare. Ce la togliamo da mezzo anche perché potrebbe sbloccarci qualcosa, quindi nel dubbio va fatta.
Se noi adesso ci organizziamo di metalli, un po' di cose ce le abbiamo, anche un bel po'. Allora, questo qua dobbiamo riciclare e la missione ce la dobbiamo un attimino far rigenerare. Questo è per Villa. Allora, nulla al momento, l'ordine, e poi ce lo andiamo a recuperare lì in Messico. Questa è una missione che avevo in sospeso. Aspetta, così almeno partiamo un attimino puliti. No, a sto punto possiamo già fare il piano dopo esserci andati a riposare. Allora, partiamo da qui. Ci facciamo tutta la zona delle autostrade qui e vediamo qui di farla proseguire, che non penso si ferma qui in mezzo. Oh, dobbiamo vedere un attimo qua in mezzo, ma la zona è un attimino pericolosa. E una volta arrivati qua, iniziare a costruire qui, anche perché qui in mezzo c'è qualcosa. Magari è questo l'isolotto dove c'è il professore. Allora iniziamo a fare un riposino. Anche perché il mezzo non è messo proprio un bijou, Vediamo pure con le armi eventualmente come siamo messi. No, ma partiamo di sera, vabbè. Allora. Facciamo bagnetto. Niente cristalli chirali recuperati, ok. Di Dolmen. Looking clean as a... Grazie mille. Qui non ci sono i libri, sono soltanto presenti nella nave. Ok. Possiamo tornare in superficie. Allora, solo un controllino all'equipaggiamento, giusto per vedere se abbiamo qualche arma da fuoco, per stare un pochettino tranquilli. Allora, vediamo un po'. Fabbricazione. Due di questi. Questo a livello 3 già ce l'abbiamo. 5, 5, 10 bombe. Ok. Tanto dovremmo stare abbastanza tranquilli. Ma queste sono le ultime parole famose. Vediamoci tutto un attimino per bene. Giustamente non c'è bisogno che rientra tutto nello zaino normale, ok. Allora, che la missione abbia inizio. Dobbiamo prendere da quest'altro lato. Un attimo solo. Allora, vedete di qua, ok, chip esterni o altro ancora non ho trovato niente, è strano come non ci siano. Non ho esplorato bene in un certo modo, ma appena siamo abbastanza potenti cerchiamo un attimino di fare proprio questo. Allora, partiamo da sto punto qua. La prima autostrada si crea qui. Ecco, il pacco lo devo prendere per forza. Allora, noi dobbiamo arrivare lì giù. Già quelle sembrano fiammelle rosse da sotto, quindi non è molto invitante come cosa, ma noi siamo diretti esattamente lì. Allora. Right.
Gotta load cargo onto the shelf in the back. Al limite ne possiamo mandare anche direttamente col container. A posto. Allora, andiamo indietro. Allora, vediamo questa stazione qui come è messa. %96%. Vabbè, aspetta. Allora, facciamo un po' di riparazioni. Ok, allora. Oggi forse spento il microfono che non vedevo l'audio tutto. Allora, vediamo qui dove arriva. Queste sono quelle già costruite. Dovrebbe essere forse quella lucina là in fondo. Sì, sì. Allora, visto che li stiamo spendendo, andiamoli, visto che quando piove ne appaiono comunque un pochino in più. Non dovrebbero esserci problemi. Allora, mettiamo tutti i cristalli chirali. Metalli ne servono 400 e abbiamo proprio la confezione già predisposta. 520 di ceramica. Solo quelli da 80. Va bene, così non fa niente, ma l'abbiamo perfettamente completato. Ok, meno 1. Ok, piccola fase fatta. Già le leghe speciali, così se riusciamo a raggiungere lì il posto facilmente ce le possiamo trasportare avanti e indietro senza problemi. Allora, a sto punto quella zona centrale qui, giusto sempre per vedere cosa c'è nelle varie zone, ce l'andiamo a fare. Mo di qua. Ok, già questa è una cosa che non mi aspettavo. Io credevo svoltassi a sinistra. Perché stai andando a destra? Però se mi poni il mistero, Kojima, io devo andare a vedere. In questa zona non c'è neanche la rete chirale. Ok, quindi sarà una nuova zona? Anche ponticello. Qui finisce. Ok, quindi qua deve esserci qualcosa per continuarla. E lì c'è una nuova zona. Questo è Valle Arcobaleno, ok. Qui però non abbiamo accettato la missione. Però qui non è possibile costruire l'autostrada? No, perché al massimo ci porta qua. Ok, quindi di qua non dobbiamo ancora andare. Poi ci siamo fatti già l'anticipazione per dopo, ok. Vabbè, volevo fare una cosa e ne abbiamo fatto un'altra, ok. Quindi qua, mortacci tua, ci possiamo arrivare più facilmente. Allora, cerchiamo di arrivare di là e vediamo un attimino.
Ci hanno completato il ponte che abbiamo messo prima o quello è un altro ponte? Fammi vedere chi ha messo il ponte. Fermati. Fermati. Ah, ok, qualcuno ha completato il ponte, grazie mille. Aspetta, lo rinforziamo pure, visto che abbiamo le cose. Qualcuno ci ha messo pure una bella batteria vicino, ci siamo fatti una piazzola di sosta. Ok. Thanks for the help. Hey, man. Thanks for the help. Hey, man. This one's for you. Allora, vediamo un pochino. Andiamo per qua. Grazie a chi ci ha dato una mano a costruire il ponte. Noi l'abbiamo lasciato prima di pranzo che era da costruire. Siamo tornati e qualcuno ci ha messo i componenti. Grazie mille. 60 di questi 800 metalli. Ok, via, lidallo tu. No, così è pure più resistente. Allora, facciamolo pure aggiornare. A posto. Allora, questo ce lo possiamo personalizzare adesso. Come canzone mettiamo, senza neanche pensarci, visto che è il primo che facciamo, mettiamo la papera. Ok, c'hanno varie cose. Ok, a posto. Possiamo anche fare... no, no, meglio tenerci le cose. So che dobbiamo vedere di fare quest'altra missione, non sappiamo che materiali servono di preciso. Oh, sì. Allora, c'è un pacco lì. Cosa c'è lì in mezzo? Relax. C'è un po' di robina a terra lì. No, no, che sono ste cose adesso? Fermati. Che sono ste cose? No, fermi. Pure i nemici in acqua adesso. No, ma per piacere, Kojima. E che sangue della miseria, però. Vabbè. Vabbè, questa è stata una gitarella un attimino di prova. Poi dopo vediamo un attimino come metterci. Allora, il nostro obiettivo dovrebbe essere quello. La miniera, ok, ah sì, perché adesso qui si scende giù giustamente. Sam, your cargo is at its breaking point. Brutta cosa. Dai. 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 Dai, paperissima, dai. Dai. Dai, ho attraversato vallate e mi blocco tra dei tubi così. No, dai, dai. Dai, piano piano. Anche con i pacchi rotti non fa niente, tanto ci servono i materiali dentro. Vai. Ecco qua, a posto. Ok, riesco già pure a vedere il prossimo, ottimo. E mi sa che proviamo ad attraversare prima di qui, mo.
Perché vuoi un bel po' di risorse, che si trovano lungo il continente. Va benissimo, guarda. 400 cristalli chirali. Resine non ne abbiamo dietro, quindi il piano va rivalutato. Dobbiamo tornare assolutamente indietro e prendere le resine, non la ceramica. E le leghe speciali. Ma le leghe speciali le possiamo prendere anche qui alla miniera con i cristalli chirali. Quindi ne possiamo iniziare a fare così e così. Iniziamo a mettere tutta sta roba. Tanto è qua dietro. Allora, dobbiamo un attimino svuotarci e rifarci il carico qui provvisoriamente. No, sì, sì, mi sono ricordato alla fine. Altro tubol. Allora, vediamo di fare qualcosina qui. Allora, questa è miniera e stazione della funivia. Ora noi da qui la struttura ha un magazzino e già questa cosa ci aiuta un bel po', perché noi questi ce li portiamo dietro. Anzi no, aspetta, sai che faccio? Aspetta un attimo. Aspetta un attimino. Aspetta un attimo. Iniziamo a fare, allora, ceramica, il carico ce lo teniamo noi, anzi no, mandiamo tutto direttamente là. Tanto noi dobbiamo tornare poi indietro, è inutile che ci portiamo queste cose indietro finendo con il romperle. Quelle là che dobbiamo consegnare le consegniamo direttamente. Posiamo tutta sta roba qui, la rimandiamo indietro. Mandiamo pure questo a sto punto. Ok, così siamo belli puliti. Ok, la monorotaia inizia ad andare lì e ci siamo alleggeriti un bel po' il carico. Ok, a sto punto noi ci facciamo 4008, 6,40, ce ne volevano. Aspetta, cerchiamo di farci un conteggio un attimino forfettario per non toglierci tutti i cristalli chirali. Aspetta, sono 4,80, ma erano 6,40, quindi fai 7, 3 per 7, 21, 2, 3, almeno un 2005. Dobbiamo prendere cristalli chirali. Allora, miniera 2,5. Ah no, solo 2000 per 4008. No, e allora a sto punto aspetta. A sto punto per forza. Mettiti i materiali, fa girare tutto, però almeno ci prendiamo questi, più l'altro che adesso vediamo, e vediamo tutto quello che riusciamo a fare. Tanto comunque non li buttiamo. Ok, e ne sono un bel po'. Allora, tu come struttura che cos'hai? Giustamente la miniera si potenzia.
Allora, a fare un attimo così e carica sul fuoristrada. Dobbiamo tornare indietro, ma in una buona maniera, perché da qui non possiamo prendere, perdonatemi, risorse. Dobbiamo prendere resine a profusione. E la miniera qui ci fa ceramica. No, allora la miniera qui è per la ceramica e a noi serve l'altro materiale, quindi dobbiamo aspettare un attimo. Però la giocata ce la possiamo fare in un certo modo. Allora, noi possiamo vedere a che punto è il vagoncello. Eccolo qua. Ok, è qui, è quasi arrivato. Quindi giustamente dobbiamo aspettare che arrivi a destinazione. Ok, allora. Se noi lasciamo il mezzo qui. Ce lo fa ritrovare? Non penso. Quindi a sto punto ci conviene no tornare né indietro e farci 2 volte il giro. Allora. Dobbiamo tornare assolutamente indietro. Vai Sam. Allora. Ok, allora vediamo un attimo, era di qua. Il ponte e di là c'è l'autostrada, quindi dobbiamo prendere anche più risorse possibili, potenziare la miniera per usare meno cristalli virali e poi tornarcene della sorella. Allora io devo anche fare una cosa assolutamente che poi mi sono un attimo dimenticato. Allora eccolo qua. Ok, qua tutto a posto. Qua ok, ce la possiamo fare. Allora non si vede niente, grazie.
Allora, di qua, qui vicino dovrebbe esserci l'autostrada. Difatti già si vedono le lucine lì. Eccola qua. Allora, visto che mo siamo a secco, dobbiamo anche prendere da qualche base a sto punto. Allora, di qua è per andare a Valle Arcobaleno, quindi dovremmo riscendere da qua. Ok. Dobbiamo vedere un attimino quanta ne riusciamo a prendere da qui. Il livello di copyright per la prima che abbiamo fatto prima non mi ha apparso nessun avviso, quindi aspettiamo un attimino. Se qualcosa mettiamo un po' di soundtrack sotto durante i viaggi un pochino così più lunghi. Allora, l'ingresso è di qua. Ok, la funivia sta tornando adesso indietro, ok. Ok, allora vediamo un po' qui cos'è arrivato. Non riposa Sam. Terminale, attiva terminale. Bravo Sam. Questi dall'armadietto privato e portiamo avanti il rifugio qui. Good evening. I say that you're still out working late into the night. Bringing up the order info now. Ci basta qualche criptobionte, qualcosa da bere e andiamo avanti. It's like a dream come true, this showing up on our... Ok, 288. Mi fa la missione per prendere un po' di più. Mi temo vediamo dopo come si mette la giornata. Prima che viene Gianmarco cerchiamo di andare a fare quella. Allora, a sto punto questi qua, questo lo dobbiamo consegnare noi, questo lo dobbiamo dare provvisoriamente, questi li lasciamo qui, c'è questo, lo mettiamo qua per riciclarlo, stessa cosa, no, questo è quello là che abbiamo preso adesso, ok. E a sto punto dobbiamo fare, allora, innanzitutto fabbricazione, ricicla. Ricicla questo. Tanto si è rotto questo qua, arrivederci e tanti saluti. Allora, noi dobbiamo vedere là che cosa serve, che non mi ricordo con precisione. Allora, però non posso vedere il potenziamento, ma era lo stesso, erano le resine, quindi dobbiamo prendere quante più resine possibili. Me.
Allora, vediamo se ce n'è qualcun'altra qua dentro. No, ci sono metalli. Questi sono quelli che abbiamo. Ok, ma possiamo tornare un attimino indietro. Anche se a sto punto, giusto per capire una cosa, visto che prendiamo quell'autostrada, dammi un attimo sta missione per la Valle Paradiso qui, Valle Arcobaleno. Così vediamo pure il membro della Downbridge qual è. Allora, tutti questi nell'autocarro. Personalizzazione dello zaino, penso che abbiamo le toppe che abbiamo trovato prima, anzi la toppa. Ok, Order accepted. Thank you. magari possiamo poi prendere qualche resina lì e stare pure un pochettino più tranquilli. Allora, una bella giornata di sole. No, niente, nessun segnale particolare. Aspetta, tu che cosa sei lì? Ceramica. No, ceramica non ci serve, ma cristalli chirali sì. Cioè, ma che esagerato, maronna. Poi hai parcheggiato proprio sopra i cristalli e non si prendono, sai. Sembra si troppo esuberato. Fermati un momento, ecco qua, così, a posto. There we go. Allora. I trasporti stanno continuando ad andare avanti tutto, quindi ci passano risorse e va bene così. Lecca lecca al miele per la Valle Arcobaleno, a questo punto lo recuperiamo. Sembra un'altra volta. Ma perché sei così esagerato? Oppure frenato, porca la miseria. Ok. Vabbè, le ha date in giro quelle cose, va bene lo stesso. Ok, quindi non le dovevo lasciare nella zona di carico, ma metterle nell'armadietto privato. Se ti allontani troppo le perdi. Ok. Quindi oggi abbiamo appreso una nuova lezione. Somebody lend me a hand! Thank you, God. Piano. Allora a questo punto vediamo di prendere anche questo qua. Allora chi ci sarà nella Valle Arcobaleno adesso? Ok. Campioni di piante. Almost there. Lo sembra. Bene, un attimino.
Facciamo così. No, facciamo così un paio di ciufoli perché non c'ho i codini e i piantonini da piantare. Mi devo portare sempre qualcuno dietro, a prescindere da quello che stiamo facendo. Allora. Valle Arcobaleno, Glen Rain. Chi cazzo sei Glen Rain? Fate vedere. Allora, consegna e registra. Hold on a minute. Are you Sam? Ok, chi sei? And does this mean the drawbridge has finally come to the valley? Oh, thank you. I'm glad you could make it. It's an honor to welcome you here. Che c'è? I almost can't believe how good this looks. Thank you so much. Mamma mia, non mi posso togliere da qua sotto. Allora, You have done a staggering amount of work on our behalf. We can only thank you. ok, chi sei? We'll be hoping to see more of you in the future. Non vuoi essere collegato ancora? The next step involves the Cupid, yeah? Ok, vai. Okay then, let's do this. Collegati un attimo alla rete e facci capire un attimo chi sei, perdonami. Glen Rain, che cosa ci dai, signor Rain? Ok, possiamo arrivare fino a qui. Ok, però noi adesso ci spingiamo dall'altro lato. Cannone di catrame. Ok. Va benissimo. Correttina da mettere sul catrame, se ho capito bene. The connection looks strong and steady to me. That cargo you brought along is going to make a world of difference, too. It'll allow us to proceed with our terraforming initiative. Hopefully no more towns will have to suffer the fate of the one down below us. Oh, we've shared our tar cannon data with everyone, by the way. I suspect you'll find it useful in your own work. Try it out. See if it suits your needs. This region was once filled with lush vegetation, over which birds soared and serenaded, until all that beautiful life fell prey to sudden desertification. We swore to do everything in our power to bring back what was lost. Around the time we got started, the APAC people showed up. With their help, we've been able to achieve a modest measure of success. But moving forward, we have to find a way to nurture and protect what little we have on our own. You've probably passed the town I mentioned on your way up here. At a glance, it might have looked like nothing more than a cluster of massive boulders. But those were once buildings. Places where people used to live. As the desert kept creeping closer, the town was abandoned overnight. They'd been forced to evacuate. The few who were left behind became BTs. Still, at least the exodus went to plan. There are no void outs at any rate. Tar cannons are invaluable pieces of equipment that we use to combat forest fires.
Now, while fires are a common occurrence in this region, water is a precious resource. So these cannons were developed as extinguishers that utilize the tar contained within the earth itself. They leverage the tar's viscosity, making them one of the most effective methods of combating fire we have. Due ce li facciamo e ce li portiamo dietro. Per darceli adesso forse servono nella zona successiva. You can pick up the cannon Ci and possono use dare it un on the go vantaggio as well, tattico. but you'll be unable to refill its tar reservoir while doing so. If you find yourself caught in a wildfire, you'll need to figure out when to shoot and when to move in order to make it out alive. E noi ce li portiamo dietro. Ok, abbiamo Thanks for capito. everything, Sam. You and Drawbridge have helped ensure that these lands will one day be filled with life again, however long it takes. In particular, that comrade of yours has performed absolute miracles for us. If you're looking to link up with them, you'll find them in the ravine on the other side of the river, directly opposite the Si va shelter. subito. Come back and visit anytime. Right. Time to meet up with our comrade. Let's see. They should be around here somewhere. No, si va prima dal comrade. Andiamo a vedere chi è. Anzi no, facciamo così, se ci dà qualcosa da andare avanti senza che facciamo avanti e indietro. Aspetta un attimo. Allora, altra missione tu ce la darai da lì. Qui ci possiamo portare dietro questo che sta girando da 4 persone, ancora non è stato consegnato. Al limite ce lo prendiamo noi e via. A sto punto questo allora, questo nel fuoristrada. Poi noi facciamo questo, il fucile da cecchino, cannone di catrame, ne facciamo 2. Cazzarolo, sono belli grossi. Allora, vediamo un attimino se riusciamo. Piano piano. Un po' di stradina. Oh, grazie mille. Grazie mille. Ok, dobbiamo andare a piedi. Ok. Seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Ah, la ragazza quella che si è visto del trailer, la ragazza nuova. Ok. Things done, sleeping on the job. Ok. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness themselves to greet me. Tanto gli uccellini muoiono per colpa della cronopioggia. Di che lo fai tornare in vita? Signorina, ma lei che poteri ha? Mi scusi. Lei che cosa fa con queste mani? Mi perdoni. Salve. No, ci manda Fragile, tutto a posto. You think I spooked her? I really couldn't say. I certainly haven't ever seen her dance like that before. Andiamo a vedere un attimo. Aspetti signorina, stiamo venendo. Un attimo soltanto. Sembra che mi ridia il controllo e ha smesso pure di piovere. Ma fa piovere lei?
Go on, Sam. Follow her into that facility. Scusi se entriamo con tanti pacchi, ma siamo in missione per conto di Fragile e degli altri. Allora, salve. Io entro perché è aperto, anche se faccio testa e muro. Aglia. Infatti è caduto un pacco a terra. Allora, iniziamo a fare una cosa, che così non facciamo figure di merda con il nuovo componente che ci sta. Faremo finta di niente, che i pacchi si sono letteralmente teletrasportati dall'altro lato del muro. Va bene così. Allora, facciamo i pacchi. Almeno così non facciamo cadere niente a terra. Questa sequenza sta diventando comica. Allora, si è tolto direttamente tutto e vaffanculo. Allora, fottuto. Ok, te chi sei? Note antipioggia, così fermo e immobile. Ecco tu signorina col vaso, chi sei? Sei anche incinta? Ovvero, mi pare si vedeva nel trailer sta cosa, o si capiva. Thanks for coming, Sam. Rainy, ok. I'm sorry about just now. I didn't know who you were at first. Rainy e Rain, You're the ok. picture of health, Rainy. You too, little man. You had some kind of a trick for dealing with Timefall? Rainy, it's been too long. Fragile. Can't wait to see you again. What are we waiting for, Sam? Let's head to the DHV Magellan. Ok, tu vieni con noi adesso. Ti dobbiamo portare noi? Episodio 4, gocce di pioggia. Ok, siamo nel nuovo capitolo. Ok. Abbiamo fatto dei passi avanti, va bene così. Fragile. Hi. Hi. Nice to meet the old-fashioned way. Carograms are great, but nothing beats a hug. Well, I'm sure you already know. This is Rainy. She's a good friend of the cause. It really is a pleasure to meet you, Sam. Nice to meet you too. Glad to see you in good health. And it's so good to see you all again. Ok, nuovo membro a bordo. Ok. Ora che dovremmo fare a livello di storia? Dove ci mandi? No, ma adesso arriva la spiaggia. No, neanche. Io chi per lei non ci sta mandando più segnali in nessun modo. Charlie here. You may Ok. now undertake your next assignment. You can find the relevant main order by accessing the delivery terminal in Rainbow Valley. Ok.
Però ci conviene fare prima il nostro piano. You're a very busy man, Sam. I was glad to see Rainey in such high spirits. She's grown so bright and energetic, almost unrecognizable from our first meeting. A pity that her child shows no similar signs of development. Rainey used to be much more quiet and withdrawn. She seemed averse to spending time with people. Dolls, too. It was singing and dancing that got her to open up. I'm something of a performer myself, though I've never showed anyone. The Rainbow Valley greenhouses are the product of our researchers' hard work. And thanks to you and me, those invaluable structures will Mi dimentico endure sempre di for usare a good Dolmen, while yet. soprattutto nelle zone difficili. Allora, facciamogli fare una doccetta veloce. Mi spiace skippare, ma guadagniamo un po' di tempo per quanto possibile. Allora, ci sono tutte le missioni VR da fare. Ci metteremo un giorno prima o poi e vedo di farle tutte, così sblocchiamo altre cose. Allora, a questo punto la Magellan si ferma qui. Ok. Allora, il mezzo è prima dobbiamo far un attimino riparare il tutto e ci dobbiamo aggiustare noi. Allora, innanzitutto 1 e 2 ve ne andate nel fuoristrada. Noi ci aggiustiamo il carico in maniera migliore. Questo uno lo consegniamo, anzi no, questi due ce li mettiamo direttamente nel fuoristrada e via. Vorrei farlo un attimo riparare per quanto possibile. Allora, se lo facciamo uscire e rientrare. No, non ha funzionato, pezzettino di sgrondel che non si altro. Allora, qui abbiamo ancora pacchi e cose per la prima zona. Di qua non abbiamo niente. Allora, andiamo a vedere la missione di storia che cosa vuole. Piano. Allora, cosa vuoi tu come missione principale? Sam, your next order requires you to recover an escaped kangaroo. Ma The come subject catturo of un an canguro? important experiment. Seems the bushland area it hopped off to is one where the chiral density is extremely high. Meaning you'll need to get it back to the animal shelter ASAP to ensure its safety. This is a ticking clock situation, Sam. I'll brief you on the details while you review your map. Dimmi che devo farla adesso immediatamente, fammi fare prima qualche altra cosa a me. Ah, ok, grazie mille. Allora, consegna al rifugio per animali il canguro cavia. Quindi qui si prende il canguro e qui si porta. Ok, e questa è tutta missione di storia. Allora, a sto punto noi tieni materiali, cristalli chirali, prendi tutti di qua. Riesco mai a ricordare subito, porca la miseria, quali servono qua ogni volta. Allora, le resine.
almeno so altri 2 per poter cercare di fare qualcosa. Qui no. E qui non c'è niente. Ok. Allora, qui adesso abbiamo la missione di storia circoscritta nella zona qui. E possiamo provare a farci l'altra zona lì e vedere se riusciamo già a fare qualcosa. Allora, la giornata è anche buona, quindi va bene così. Allora, viaggio abbastanza tranquillo. Vediamo di farci tutta la costa giù. Piano. Piano. Ok. Thank you, God. Questi cristalli virali, ma ci saranno momenti in cui ne potremo prendere molto di più. Allora, noi non dobbiamo andare qui adesso, ma dobbiamo andare direttamente qua dietro. Stiamo attento. Allora, a fare il primo. E così siamo a posto. Così anche. Ok, abbiamo fatto 2 pezzi d'autostrada, un pezzo di funivia oggi. Ok, ottimo. Non male. Voi andate fino là in mezzo. E che fai? Non vuoi andare di là per sistemare il tutto? Rischiando di portarti tutto quello che c'è dietro. E il binario? Aspetta, quindi io da qua posso viaggiare velocemente un attimo di là. Usate le ferie. Ah, ok. Però giustamente non c'è dall'altro lato. Mentre di qua c'è. Dobbiamo arrivare sull'isolotto. C'è il percorso nascosto, piano piano. Sam, diritto di qua. Grazie.
Ora, chi cazzo c'è qua sopra? L'inventore. Numero di abitanti 1. Allora, tu mo ci darei qualche missione di recupero per fare amicizia adesso. Allora, inventore, siamo riusciti ad arrivare finalmente qui da te. Com'è la situazione? Narraci un po'. Assolutamente niente, quindi fino a quando non troviamo qualcosa tu non vuoi parlare con nessuno. Salve. Sembra, prova a citofonare, prova a fare qualcosa. Niente. Al momento niente. Va bene, va bene. Ora però se io avessi modo di tagliare qui, tanto io lì devo andare adesso, quindi ok, grazie. Ok, fatto. No, aspetta, facciamo pure prima. Ok. Allora, vediamo qua se riusciamo a fare anche questo. Sali vitali solo 100, quindi va bene così. Ok. 2,40 no, ho sacrificati, però almeno ne completiamo un altro, ok. Ottimo. Mo si collegherà con tutti e tre, che lì in mezzo non possiamo farci niente, allora. Possiamo fare, però poi possiamo scattare giù e poi rifarcela a piedi un pochino dopo, però di base adesso già siamo collegati da qui fino a qui, ok, quindi dovrebbe essercene solo un altro qui in mezzo. Lo proviamo, vediamo un attimino. L'inventore ci deve prima parlare. Noi dobbiamo trovare qualche missione o qualche pacco da portare a lui direttamente. Allora, non litigare col sassone, Sam. Allora, qui com'è la situazione? Devo andare per forza di tutto. Eccolo là, eccolo là. Com'è la situazione qui? Ah, ok, è celeste. Va bene. Sono passato tranquillamente senza consumare troppa batteria. Vai, Sam. Ce ne sono altri due.
magari con quello che abbiamo più qualcosa che possiamo prendere dal rifugio lì riusciamo a completare tutto il pezzo già adesso. Allora, ci sono fatti, però non c'è niente. Ecco, qua potremmo avere problemi con i cristalli chirali. Allora, manca qualcun altro. Leghe speciali le abbiamo finite, però le possiamo fare facilmente, ma sempre prendendo i cristalli chirali. Ok, almeno è già una bella parte, più qualcosa che possiamo mettere al prossimo, però riusciamo ad arrivare facilmente alla zona qui e portandoci qualcosa in spalla, dando la monorotaia, possiamo fare avanti e indietro un pochino più facilmente. Allora, dove erano i cristalli chirali? Eccoli qua. C'è anche un'asfaltatrice? Attenzione, double combo. E se tu sei nel mezzo del nulla qui, c'è un'altra strada da fare. Ok, ottimo, ottimo. Allora, al momento non possiamo mettere niente, servono pure un bel po' di cristalli chirali, ok. Una qui, una lì. Vabbè, vabbè. Abbiamo ancora un po' di tempo. Io devo solo staccare se viene qualcuno a trovarmi, giustamente per gli auguri, quindi in quanto si può cerco di portarlo avanti. Oggi la giornata me la sono presa comoda e si pensa per quanto possibile a Kojima, perché mi ha dato un bel po' di cose da fare, quindi non vorrei ci restasse male. Allora, qua 53, qua possiamo mettere questo, qua andiamo così, però abbiamo messo qualcosina anche di qua. Non l'ho visto bene, cristalli chirali? No, è stata una mia illusione ottica. Vabbè, centro logistico F2 Sud. Salve. Sono andato troppo avanti, gioco. Ma non va la metro fino a qui. È impossibile compiere questo viaggio. Dobbiamo tornare indietro per prendere gli altri materiali. Ok, va benissimo. Purtroppo se non andiamo avanti non si sbloccano le zone, giustamente. Va bene, va bene. Siamo portati un pochino in avanti, non c'è problema. Andiamo a fare quella del canguro. Ci teniamo la zona qui per il futuro. Allora, ma dovremmo tornare soltanto indietro al Knot Tube vicino, perché sennò abbiamo dei problemi. Allora aspetta, noi Gellan, tu puoi venire quanto più vicino possibile? No, per forza qua, ok. No, se la Magellan potesse venire un attimino più vicino eravamo a posto. A sto punto
Devo tornare per forza di qua. Allora, torniamo di là, pure facendo un giro indietro dobbiamo prenderci tutte le cose, più portarci un po' di metallo alto e che la spaltatrice, quando poi dopo torniamo di qua, quella va fatta un attimino. Allora, un po' di cristalli qui. Troppo veloce vado quando scendo. Beh, Sam, almeno non ti ci sei fermato sopra. Yuhu, 2. Batteria in brutta situazione. Diciamo dovrebbe esserci qualche stazione energetica nei paraggi, anche perché rientriamo nella banda tirale. Allora, calma e tranquillità proviamo sempre di più a spingerci verso la zona là. No, 60. Lascia fare, allora. Troverò qualcosa prima o poi. Dateci una batteria. Che nella zona qui vicino c'era. Non mi sbaglio all'ingresso. No, no Sam ci sei quasi. Un attimo con la mappa. Allora. È qua il generatore. Dobbiamo arrivare là. Eccolo là, a posto. Sembra dobbiamo spingerci fino a lì. Ok, aspetta. Qui c'è un bel po' di roba da prendere. Cazzo, ci sono i mostri là. No, ragazzi, ragazzi, non è proprio il momento di toglierci la batteria. Giusto con l'acqua in mezzo. Dai. Un altro po'. Fai l'ultimo sprint. Ok. Guarda, ci hai salvato la vita. Ma nel vero senso della parola. Allora. Torniamo un attimo indietro e prendiamoci tutti quei cristalli virali. Queste sono le zone dove ce ne sono un bel po'. Ci sono un bel po' di pacche e cose varie. Per di là, qui ci sono gli schifidolli. Allora, facciamoci un giretto e prendiamoci tutti questi materiali qua. Ragazzi, mi dispiace, ma io non vorrei. Allora.
Allora, voi state lontani da me, io sto lontano da voi. Voi vi fate i vostri giretti, io mi raccolgo soltanto un po' di materiale qui. Ok. Guarda, tolgo anche l'arma per sicurezza. Allora. E allora ce la volete voi, ragazzi. Io non vi stavo facendo niente in nessun modo. A sto punto devo usare le maniere forti così. Ok. Io non vi voglio uccidere, ve lo ridico un'altra volta. Ce n'erano anche un bel po'. Ok. Facciamo così, senza che andiamo avanti e indietro 2 volte. Ok, siamo quasi di nuovo a 1000, ottimo. In caso di emergenza possono servire. Ok. Allora, vediamo un attimo di fare una cosina. Una bella cosina sistemata adesso, se mi riesce. Allora, tu per la miniera giustamente non c'hai i materiali e mi sembra giusto. Per il potenziamento servono le resine, abbiamo qualcosa di là, quindi noi iniziamo a prendere questi, ci facciamo pure sta quest secondaria qua e via. Vai. Curious to see what order you take on next, Sam. Sono curioso anche io di capire chi c'è sull'isola e che si chiama l'inventore e che potenziamenti ci può dare soprattutto. Scusami? Tu chi sei? Io ne ho visto uno dorato, attenzione. Qui qualcuno ci poteva dare dei bonus. Attenzione, va bene. Devo vedere quando ci sono i gruppetti se ne appare qualcuno dorato. Ok, l'ho visto, è in live, non ho avvistato il Bigfoot, ma qualcosa di raro. Ok, va benissimo così. Allora, vediamo un attimo che riusciamo a fare. Se riuscivo per caso a... no, che abbiamo solo leghe speciali. Potremmo fare la mandracata e tornare indietro e portarci il tutto. Ok. Metti il veicolo. Saliamo anche noi. A posto. E torniamo indietro un attimino più facilmente. Ok, ci siamo anche mandati il veicolo indietro, quindi va bene così. Ok. A posto. Quando si viaggia con comodità è tutto molto meglio. Ora da qui noi potremmo pure arrivare fino all'altro lato, però dobbiamo riprendere il mezzo.
caricarci con i materiali rimanenti, completare le zone. Il problema è che se non completiamo la missione del canguro e andiamo avanti non possiamo bloccarci il resto della zona di là e faremo solo avanti e indietro. Allora faremo un piccolo esperimentino proprio adesso. Ah, ok, c'è anche quello in prima persona, ottimo. Ok. Allora, riposo così il veicolo trasportato dalla monorotaia è giunto con successo a destinazione. Ok. Allora, organizziamoci un attimo la situazione. Allora, innanzitutto consegna e becca di questi qua. Sono anche un bel po', quindi ho portato belle cosine. Allora. Thanks so much for stopping by. Give me a moment while I check the orders. Found some of our missing stuff, did you? Ok. Bonus? Non ancora. Va bene, l'overboard di livello 3 per caso? Thank you for your service. We'll be sure to call on you again. Ok, grazie mille. Order completed. Well done. Allora, vediamo che c'hai da fare tu. C'hai degli ordini. E c'è sempre sta famosa missione che dopo vorrei provare a fare. Allora, te ci devi dare cortesemente tutta la resina che puoi e non puoi darcene perché ne hai pochissima. Quindi dobbiamo tornare assolutamente indietro. E quindi ci tocca da fare solo una cosa. Allora, carica sul fuoristrada. Carica sul fuoristrada e giro indietro. Sì, giro indietro a sto punto. Allora, ok, aspetta, diamo sempre sto pacco perché ce l'abbiamo. Questo lo diamo per il comandante solitario. Questo no, aspetta, questo andiamo dal musicista, ci conviene. Non c'è qualche altra cosa. Sì. No. No. Allora dobbiamo tornare assolutamente indietro. E tornando indietro a sto punto vai al gate, ci prendiamo un po' di cristalli chirali abbattendo le creature con la pioggia. Pure un carico misterioso, quindi va benissimo. Le cose ce le facciamo di là. Ok. Allora, appoggio privato. Allora, mentre scende vado a prendere un attimo qualcosa da bere e torno subito.
Ok, allora. Ok, vediamo di fare un'altra oretta così mi preparo per dopo e poi torno pure un attimino prima che viene Gianmarco. Allora, Dolmen, riusciamo a fare l'ultima cosa. Sam, been a while since you had a proper shower, wouldn't you say? No, difatti andiamo subito, Dolmen. Allora. Ma perché stai riflettendo? Eh sì, un attimo di tregua. Mo' lui lo troviamo e cerchiamo di capire in realtà chi è. Ok, manca un cristallo chirale, avevamo addosso. Vabbè. Allora, lì non c'erano pacchi né altro, qualcosa già l'avevo preso. Ok. Allora. Vediamo un attimino la situazione. Questi li lasciamo qua. Nel furgone abbiamo giusto un paio di cose. A me servono tante resine e leghe speciali più un po' di cristalli chirali al limite per usare la miniera. Allora, noi adesso dobbiamo andare di qua. Vai Lu, divertiti. Anche se noi stiamo sbagliando lato, aspetta Lu. Difatti Lu, aspetta. Lu stava... Ah, per questo Lu stava ridendo, perché ho sbagliato strada. Grazie mille Lu che mi hai avvisato in tempo, gentilissimo. Allora, noi dobbiamo andare in realtà di qua. Allora, vediamo un attimo. C'è qualche altra cosa di qua per l'osservatorio. Salve ragazzi. Ragazzi, non fate l'esagerato ogni po'. Sto andando pure piano, per l'amor del cielo. Allora, queste due cose prendiamole un attimo. Un fucile lenza per prenderli devo iniziare a portarmelo più spesso dietro, Allora, fatto allora. Uno che è tornato vivo? Sì, eccoli qua. Sì, ragazzi, che paura.
Ecco, noi dobbiamo arrivare laggiù. Comandante solitario no, ma possiamo consegnare comunque i pacchettini per prenderci qualcosa. Allora, Okay. Thanks for the help. ah, io qua addirittura poi devo controllare. Sam, le missioni, i favori più che altro, le richieste d'aiuto perché non le ho proprio viste. Elimina 4 briganti e questo si può fare. Tanto di là ci dobbiamo passare. Ok, recupera 2 frammenti di Giovarco. Noi di là adesso dobbiamo andare effettivamente. Recupera 5 casse di caramelle arcobaleno smarrite nel fiume. Questi sono gli stivali del Bocca nella zona vecchia. Ok, possiamo farci questi qua. Sono tutti punti extra. Ok. Allora. Possiamo fare un bel po' di cose. Salve. Allora, questi qua sono tuoi e te li prendi tranquillamente. It's good to see you again. I'm guessing you've got... Oh, I don't know where you found this. Allora, ti prendi questi e mo ti portiamo anche tutte le cose per la quest. Thanks, son. You take care of yourself now. Allora, vediamo un po', tu cos'hai? Consegni metalli al musicista e questa ce la possiamo prendere dopo. Ok. Queste qua no. Allora a questo punto possiamo fare direttamente. Allora, da qui. Ed è questa qui. Ok. Allora, armi siamo messi mediamente bene, ok. Thank you, Kyle. Give me a hand. This one's for you. Give me a hand. Thank you, Kyle. Allora, la secondaria. Aspetta, non si è fatta la lineetta. Ok, adesso sì. C'è ancora un paio di errori ogni tanto, però ce la facciamo. Allora. Allora, ci sono un bel po' di cose per la base del governo. Che siete una piaga, siete. Allora. Allora, piano piano.
tanto li possiamo rilevare e vediamo un attimino di uscircene. Allora, dove sei? Cos'è qui? Steady. On my way back. No, torna qua, Dolmen. Qui vicino. Eccolo là, eccolo là, eccolo là, eccolo là. I cristalli pirali per piacere? Ok. Allora, a sto punto, missione secondaria fatta. Ora resta l'altra. Allora, il problema è che noi dovremmo arrivare da qui a qui, che sono stati lasciati qui, ma vediamo quello che riusciamo a fare. C'è qualcun altro. Oh, eccolo là, eccolo là, eccolo là. Eccolo là. Eccolo. Aspetta, vai. Oh no, ti sei avvicinato troppo. Merda, questo è male, questo è male. Sam. Merda, tanta merda. Non ti far abbracciare, Sam. No, m'ha preso, problema. Oh no, questo problema. Aspetta però. Ok, risolto tutto. Ok, un po' di danno al veicolo, però ce la siamo cavata, ok, va bene. Minchia, se si avvicinano in un attimo che ti fottono. Chi mi ha visto? Possibile che mi hanno visto. Dice che è qua dietro. Io sto rischiando tantissimo. Andiamo un attimino così. Qua dietro.
Ce lo torniamo dalle palle e siamo un pochettino più tranquilli. Allora, dovrebbe essere qua dietro. Qui dietro. Eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua. Ok. Che male non ci fanno. Eccolo là, un altro. Non posso. Allora, non possiamo pulire troppo l'aria, se no non ce la facciamo a compiere la nostra missione. Ok. Allora, torniamo al furgoncino. Vedi qua per caso. No. Ok. Allora, possiamo andare. Se potessi lasciare il mezzo tipo qui, mi risparmierei di fare avanti e indietro. Anzi, lo faccio proprio così, lo giro anche e li vado a recuperare a piedi. Ecco, 400 metri. Ok, è più vicino, troppo vicino. Vai via. Ok. Le speciali ci servono per la quest nostra. Osservatorio ce lo possiamo portare a 5. La zona è là. Allora, puntiamo all'obiettivo e ce ne torniamo subito indietro. Ok. No, qui tranquillo e possiamo anche correre addirittura. Proprio in totale libertà e senza nessun tipo di problema. Sam. Dai che ci siamo. C'è qualcuno che ha lasciato qualcosa. A sto punto ci prendiamo pure quello e via.
Ok, questi sono i pacchi misteriosi. Well done, Sam. That's the last of the cargo. Let's head to our destination and make the delivery. Vabbè, consegniamo noi. Allora aspetta, statina. Noi dobbiamo rientrare nella zona di merda. Ecco qua. A posto. Allora. Ok, Sam a sto punto. Bevutina. E via. Allora, noi dobbiamo tornare là. Dovremmo farcela tranquillamente, tanto mo ricomincerà la zona con le CA, ma almeno abbiamo recuperato tutto quello che c'era da recuperare. No, ehi, Sam. No, c'è un problema con la roccia, Sam, aspetta. Quindi a mano. No, che siamo strapieni. Ok, andiamo così. Sam che non ci sono manco le CA. Sam indietro, ok. Ok, recupero pacchi. Grazie. Eccoci qua. Allora, gestione carico. Tutto questo nel fuoristrada. Abbiamo solo sta roba qua. Ok. Allora, ora dobbiamo solo ritornare indietro e per il momento spengo così finisco anche di fare un altro paio di cose. Poi dopo cena, e quando non viene già Marco, vedo di fare qualche altra cosina. Ci ho preso gusto oggi, lo ammetto. Qua resina ci serve, questa è tutta grazie di Dio. Metti questo dietro. Sembra che adesso spengo proprio la play e ti faccio riposare proprio a modo. Allora, siamo arrivati solo all'osservatorio e abbiamo fatto un bel po' di cose. Ora ci andiamo a prendere risorse un pochino ovunque. Leghe speciali anche ci servono, quindi va bene così. Allora, per l'osservatorio di qua posso anche usare un po' con la batteria, tanto a parte che c'è un generatore, ma siamo comunque vicini.
Delle speciali? No, ceramica. Ceramica. Comunque ci serve per le autostrade. Sono pure in orario, quindi va benissimo così. Questa è quella dei cazzotti? No. No, no, è la torre da... ok, la quest da buttare giù i briganti e dall'altro lato, ok, però ce la facciamo un attimo dopo con calma. Allora, guarda che ti abbiamo portato un bel po' di cose. Salve. Va bene. Vabbè, dopo andiamo pure dal musicista. Allora, poi facciamo così. Iniziamo a far venire Magellan di qua. A posto, grazie mille. Ora. Attrezzi abbigliamento da campo. Guarda. Ci abbiamo una bella granata e un bel fucile pieno per te. No, attrezzatura tu vuoi, aspetta. Tu vuoi abbigliamento da campo? E c'ha ragione. Prendi lo stivale. Allora, consegna e te becchi tutto sto po' di roba. Consegnata anche piuttosto bene, forse. Hey Sam, it's nice of you. Va benissimo. Ok, più altri punti di qua. Diccelo. Oh, livello 5. A posto. Lui per l'ologramma. Fuori strada, una toppa per zaino 1x1 che permette di esprimere la propria individualità. Dimostra che hai raggiunto il livello di connessione massimo con i residenti dell'osservatorio ambientale occidentale. Possiamo riposarci qui. Ottimo. Ok, nuova abilità. Supporto guida autonoma, permette ai veicoli di guidare su strade in maniera autonoma. Oh, sì. Thanks so much for taking on so many orders and helping us out. Since the very first time you showed up and saved the day, we've been able to carry out our observational work here in relative safety. And in that time, we've seen this area undergo some amazing changes. There's a real sense of renewed life and hope. If you're ever in need of a place to rest, we hope you'll stop by and stay a while. Peter Gates, grazie mille. Don't be a stranger. Order completed. Well done. Allora, come sei messo tu? C'è questa da fare e questa va un attimino completata. Consegni metalli al musicista e la possiamo fare, quindi questa la possiamo vedere di fare. E iniziamo a caricarci questo nel fuoristrada. Aggiornamenti. Dov'è sta cosa dell'autoguida? Costa 100.
110. Sfrutta l'alimentazione integrata della stampa per supportare il funzionamento del veicolo. Smetti di accelerare, il veicolo proseguirà il suo tragitto. Ah, ok. Quando a una certa velocità si aggancia e continua ad andare in automatico. Ok, lo voglio provare un attimo. Order accepted. Thank you. Allora, oltre questo... No. Allora, andiamo a vedere innanzitutto sto aggiornamento come funziona. E noi entriamo. No. Allora, scusami, perdonami. Smetti di accelerare e il veicolo proseguirà il suo tragitto. Questa potenziale si attiverà raggiungendo una certa velocità. Quindi forse con lui che è più pesante è un pochettino difficile. Sì, penso proprio di sì. Ok, allora facciamo così. Concludiamo in bellezza. Ragazzi, sono qua. Allora. No. Aspetta, fermo. Ok. Fatto. Il comandante ci ha dato la cosa ed è andato tutto bene. A sto punto togliamo un po' di tutto, perché no? Allora, Sam, togliti quest'arma da mano per piacere. Prendiamo questi. Parabolas no. Un po' di resine. Un po' di questo. Aspetta, fai così a sto punto. Allora, iniziamo con le grandi manovre. Allora. C'è un altro qui sopra. Apriti sedano. Allora, tu qui cosa hai di buono? Vediamo un attimino. Questo e questo. Questi ce li prendiamo noi. Allora, ci prendiamo questi e ce ne torniamo lì. Salviamo e ci vediamo dopo, almeno così ci siamo tolti anche un'altra cosa da mezzo. C'è altro che possiamo prenderci? Allora, c'è qualcosa qui. Non capisco perché ci sia un ok lì sopra.
qualcosa che abbiamo possibilità di fare qui, ok. Allora, già sei di livello 3. Ragazzi, stiamo costruendo di tutto, quindi ci servono risorse. Mettiamo lo zaino. Ok, vamonos. Un po' di resina. C'era giusto un buchetto nello zaino, l'abbiamo messo là dentro. Allora, a questo punto c'entrerà tutto? Questa è una gran bella domanda. Allora, la roba dell'overcarro dovrebbe andare nel fuoristrada e non gli fa. Restano questi due, possiamo mettere nello zaino, ma lo zaino non gli fa. Questo lo abbandoniamo. No, dobbiamo togliere qualcosa. Allora togliamo 500 di metallo. Ok. Gancia. Overcarro. Overcarro, tu entri qua dentro. Dai, quando questo è piccolino. Ok. Allora, questo lo lasciamo qua, ma dopo lo possiamo recuperare? No, perché pesiamo troppo. Ah, porca la puttana. Dobbiamo lasciare questo a terra. Addirittura? Va bene. Forse se facciamo così, e visto che comunque qua vicino, magari non si levano gli oggetti, li riusciamo pure a recuperare. Ok, allora io la prova la faccio. Perché se noi andiamo qua, va bene, allora io mo consegno a te. Ok, 2,92, un altro pezzettino fatto. Ok, allora, ragazzoli belli, io adesso stacco e vado a fare un altro paio di cose, poi ci vediamo dopo cena, prima che viene Gianmarco, e vediamo di fare un altro pezzettino. Quindi nel frattempo buona serata a tutti e ci vediamo dopo.